In diretta con Radio Padania, quando sono scoccate, se siete in simultanea con noi, le 17:40, quindi ci si avvicina, ci si appropinqua alle 18, ora in cui la Lega ha stabilito l'inizio della manifestazione sull'Adige, la manifestazione Scaligera a Verona, per solidarizzare nei confronti delle persone inquisite, brutalizzate potremmo dire, gli autonomisti, gli indipendentisti veneti. Quindi pacificamente insiste la Lega. Oggi siamo arrivati, tra le altre cose, al 15° giorno di Germinale, o Germinale, mese del calendario repubblicano, se preferite 6 di aprile 2014. Questa è Radio Padania, un'onda libera, chiamatela come volete, non lo so come preferite, non è il punto e basta, e siamo comunque sempre a 122 metri sul livello del mare. Io direi che possiamo aprire le linee 02 66 20 35 29 per sentire dove siete, cosa fate, cosa pensate. Il tema importante naturalmente è questo, quello della manifestazione Scaligera, i segnali di fumo. Non essendo qui come militante in via del tutto eccezionale, mi beccherò anche gli insulti degli SMS della radio, che evito sempre durante gli altri giorni evito di guardare naturalmente, e anche l'email pierluigi.pellegrin@radiopadania.net. Tanto ho preparato per voi, poi chiaramente nel corso della trasmissione avremo collegamenti diretti con Verona e sentiremo anche tutti quelli che sentiremo, non ne mancherà nessuno, potete stare tranquilli. Volevo anche farvi una rassegna stampa dei quotidiani locali, limitatamente naturalmente alla questione autonomista, secessionista, dei quotidiani, le prime pagine dei quotidiani di ieri e di oggi, che hanno trattato l'argomento. Non è un'apertura, ma è un titolo alto, comunque abbastanza importante. Brescia oggi, secessionisti bresciani in silenzio dal GIP, imprigionire la visita dei vertici leghisti, oggi a Verona la manifestazione. Dopo vi leggo, c'è un comunicato dell'assessore Bordonali e del consigliere Cecchetti della Lombardia, hanno visitato gli autonomisti in carcere, i secessionisti in carcere. 4 arrestati su 5 per scelta dei legali si sono avvalsi della facoltà di non parlare. Il Corriere questo è Brescia di oggi, Brescia oggi di oggi, Brescia al quadrato. Poi abbiamo sempre di oggi Corriere delle Alpi, Lega in piazza per far liberare gli arrestati, scrive, ma è un bordo laterale, è un titolo laterale di fianco, più o meno importante. Il Corriere del Veneto invece di ieri, i venetisti dal carcere, la lotta continua. La lotta continua è un'associazione di termini, chissà se ne sono resi conto quelli del Corriere del Veneto, che rimanda agli anni di piombo di comunista memoria, di memoria comunista, falce martello, comunque l'hanno associato al secessionismo. Faccia e chiavegato il giudice, non siamo violenti. Intanto il governatore Zaia chiede la liberazione di tutti, ma avverte, sull'indipendenza non farò prove muscolari. Ieri i primi interrogatori del gruppo eversivo, dice Corriere del Veneto, il gruppo eversivo. A proposito eversivo, Corriere del Veneto, il giornale del padrone, salutiamo Cosimo Cauciù che da Trieste, per conto della redazione della Zanzara di Radio 24, mi sta pedissequamente registrando. Buon lavoro Cosimo, non te va a barco io oggi, alle 8 fa massa freddo. Mi hanno detto che Cosimo Cauciù, come cavolo si chiama, ha un nome improbabile, quello che mi è stato comunicato, quindi lo sapete, lo chiamo Cosimo Cauciù. Mi hanno detto che è triestino. Allora, se è triestino, caro Cosimo, ricordati sempre un bellissimo detto vostro: monati son, caso ti gaccia, avite. L'hai scelto tu. Ma Cosimo Cauciù, cosa fai nella vita come professione? Regista tutti i giorni Pierluigi Pellegrin. Cazzo è! I venetisti dal calcio lotta continua, non siamo violenti, Bettine, Pacifico, rilasciate Rocchetta. Il Corriere del Veneto invece di oggi, serenissimi, non è folklore, li condannerei di nuovo. Questo è il giudice, non è Papalia, del verdetto
perché non era giudice Papalia. Sull'assalto al campanile, sbagliato ridimensionare. Rocchetta invece dice sono un pacifista, quindi il giudice insiste, non è folklore, li condannerei di nuovo. È morto in carcere un uomo pacifico, non è morto in carcere, ma è morto per il carcere. Non ci sono prove scientifiche, ma dopo il carcere è morto, dopo essere stato trattato in carcere come un delinquente, il professor Bepin Segato, che tutti definiscono come una delle persone più miti dell'intero pianeta. E questo signore, d'altronde, siete italiani, ve la meritate la giustizia italiana, ve la meritate tutta, ve la meritate, purtroppo è che giudica anche noi che non ce la meriteremmo, e purtroppo è così. Giornale di Brescia di ieri, i secessionisti bresciani davanti al giudice. Il Gazzettino invece, questa è l'apertura, scusate, il titolo del giornale di Brescia, un titolo alto ma un titoletto. Invece il Gazzettino ha l'apertura dedicata, quello il Gazzettino di ieri, all'apertura: siamo prigionieri di guerra, appelli per la scarcerazione di Rocchetta. Zaia dice liberateli tutti, siano giudicati da uomini liberi. Primi interrogatori dei secessionisti arrestati, Faccia e Chiavegato rifiutano di rispondere. Poi il Mattino di Padova di ieri, anch'esso l'apertura, titolo di apertura: Faccia, io prigioniero di guerra. Uno degli arrestati, ovviamente, ve lo ricordate, era un venettista, era uno dei Serenissimi del 97. Gli interrogatori dei secessionisti, Contin non risponde. Poi di nuovo il Mattino di Padova di oggi. Rocchetta dice al G, questo è un titolo di fianco, piccoletto: sono contro la lotta armata. Il piccoletto, insomma, è limitato, è più discosto. Poi ancora il piccolo, vale a dire l'aggettivo, non una testata di Trieste, in basso: Salvini, Lega Nord, l'Unione Europea peggio di Roma, i venetisti siamo prigionieri di guerra. Ieri c'è stato, ho letto, non so da che parte l'ho letto, quindi spero, non ho controllato la fonte, lo dico lo stesso perché la fonte sembrava essere Salvini, credo fosse un messaggio su Twitter, credo, lo trovo io, però l'ho visto su internet. Ha detto che ieri a Buia, in provincia di Udine, in mezzo alle colline, insomma, non certo in centro a Udine, 500 persone per basta euro con il professor Borghi Aquilini, quindi molta soddisfazione da parte del segretario della Lega, da quello che ho letto. Poi vedremo ulteriori conferme per questo tour, per spiegare ai cittadini perché l'euro è sbagliato. Che, se posso io dire la mia, semplicemente si tratta di spiegare per quale motivo spiegare ai cittadini quello che i cittadini già sanno, ma è giusto che venga spiegato loro. Cosa sanno, cosa sappiamo noi cittadini? Che da quando c'è l'euro stiamo sempre peggio, perché stavamo peggio anche prima del 2008. Dal 2002 al 2008 siamo peggiorati, poi è arrivata la crisi e siamo peggiorati ulteriormente. E ci siamo accorti subito quindi che questo euro era come l'ombrello di Altan sulla prima pagina di Repubblica. Sapete dove infila l'omino di Altan, dove infila l'ombrello nelle sue vignette? Ecco, in quel posto lì. E l'euro è uguale, l'euro è come l'ombrello di Altan. Noi cittadini lo sappiamo, con l'ausilio di un tecnico, di un professore, quindi viene anche spiegato perché si è sbagliato, viene spiegato anche perché le tesi, le controtesi, le antitesi che vorrebbero invece vorrebbero l'euro siano erronei. Allora, io prigioniero di guerra, Faccia, Chiavegato fa lo sciopero della fame, la nuova Venezia, la nuova di Venezia Mestre. Poi ancora la tribuna di Treviso, Rocchetta, e l'apertura. Rocchetta, la tribuna di Treviso di oggi, questa è l'apertura. Rocchetta, sono un pacifista, si difende in carcere il fondatore della Liga Veneta, innocente. Ecco, mi sembra anche perfetto. Questo è quello che ho raccolto tra ieri e oggi, tra i titoli dei giornali locali che si sono occupati di questa materia. Di tutto quello che ho trovato non manca niente. Francamente credo che ci sia poco anche altro in circolazione. Poi
Sentiamo leghista. L'assessore alla sicurezza, protezione civile e immigrazione della regione Lombardia, Simona Bordonali, e il vicepresidente del Consiglio regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti, siamo sempre, quindi avete capito, in Lombardia, si sono recati questa mattina, vale a dire ieri mattina, nel carcere di Canton Mombello a Brescia per far visita agli indipendentisti bresciani arrestati nei giorni scorsi. Non si tratta di un'azione isolata. Faremo sentire a queste persone la nostra vicinanza e il nostro sostegno in maniera costante, lo ha detto l'assessore Bordonali. Vedere persone innocue, padri di famiglia in galera con a carico accuse così pesanti, mette davvero i brividi. Durante l'incontro ci hanno chiesto di farci portavoce del loro desiderio e di non essere abbandonati, di invitare tutti coloro che comprendono la situazione a inviare lettere in carcere. Questo incontro è stato utile per ascoltare il dolore e al tempo stesso la forza d'animo di queste persone. Questo lo dice Fabrizio Cecchetti. Ho voluto manifestare la mia solidarietà, il mio affetto nei confronti di persone che di fatto sono state private della loro libertà personale e a causa di un'opinione, di un ideale. Terremo monitorata la situazione e non faremo calare il silenzio su questi arrestati. Ho anche detto che appunto la Lega darà appoggio legale, fornirà appoggio legale e supporto legale a queste persone. Secessionisti, Lega, finita l'epoca delle teste chine, questo dal Senato, Munerato, Bisinella, Bellot, l'indipendenza del Veneto è vicina, dicono loro. Ecco perché di tanto immotivato accanimento. I cittadini veneti sono stanchi delle continue vessazioni di uno Stato che si fa vivo solo al momento della discussione delle tasse. Noi saremo tutti a Verona a manifestare pacificamente il nostro pensiero, come abbiamo sempre fatto, e finito l'epoca delle nostre teste. Quindi, per chi definite senatrici della Lega, in testa a Emanuela Munerato, l'indipendenza del Veneto, dice Munerato insieme a Bisinella e Bellocci, è vicina. E poi parla il segretario della Lega, qui invece si parla del reato di clandestinità. Con uno Stato folle che abolisce il reato di immigrazione clandestina ci ritroveremo a fare i conti con un'invasione di migliaia di disperati. Noi raccoglieremo le firme affinché questo reato sia ripristinato al più presto. È quello che ha detto ieri Matteo Salvini. E così mentre lo Stato italiano si accanisce contro gli autonomisti, vediamo anche cosa succede. Diamo un'occhiata a quello che succede invece all'estero. Vi dico la verità, per motivazioni linguistiche mie, posso solo Spagna, penisola iberica, se c'è il Portogallo non trovo, penisola iberica e Francia, anche perché io praticamente mi considero francese, da parte materna lontanissimo ascendente, quindi c'è anche un po' di sangue dentro di me francese, infatti odio i crocchi, sarà un caso, solo le Figaro, Le Monde, Il País, insomma quelli con le lingue neolatine, perché già con l'inglese sono un disastro, il tedesco Crucco, già una bruttissima lingua, pessima davvero, ma è anche per me inaccostabile. Quindi, allora, ieri in titolo alle Figaro si è insediato Manuel Valls, sapete, dopo il crollo dei socialisti francesi, il crollo di Hollande di fronte all'onda blu, di fronte anche alla spinta della Le Pen, ha fatto un ripasto di governo, grondano i socialisti, c'è scritto, sulle Figaro, che è un giornale che non simpatizza. Invece è interessante da leggere Le Monde Weekend, perché ci si occupa di Matteo Renzi, sì signori, e in termini anche interessanti. Lo so, noi qui abbiamo una linea diversa, supportata dai fatti, dalle letture dei fatti, da opinioni che ci indicano come non sia certamente la figura del Presidente del Consiglio italiano quella che viene indicata dai giornaloni, quella che viene indicata dai telegiornaloni, però invece per Le Monde, che è di sinistra, che è orientato comunque dalle parti di Renzi. Insomma, la faccio breve. Francia-Italia, l'offensiva dei cattivi verso l'Europa. Praticamente c'è scritto che il nuovo Presidente del Consiglio Valls, premier, insomma, come chiamarlo, primo ministro, ecco, in Francia,
Manuel Valls, si mette sulla ruota di Matteo Renzi per differire, no? Per spostare la riduzione del deficit. Praticamente, pensate un po', in Francia Matteo Renzi lo vedono addirittura come un anti-europeista. Fantastico. Ma aiuta a capire, insomma, no? O no? Fatemi sapere, abbiamo ancora 5 minuti, 02 66 20 35 29, la linea per la diretta, poi ci sono sempre i segnali di fumo, anche se questo non è il punto e basta, ma i segnali di fumo ci sono comunque, l'email poligi.pellegrini@radiopadania.net e udite, anche gli sms della radio, che però non riesco a aprire, quindi li aprirò dopo. Se non li ho letti è perché non riesco a aprirli, sappiatelo. Allora, il paese invece, ecco, interessante invece quello che sta succedendo in Spagna, secondo me, questo fine settimana, riforma della giustizia. Allora, l'Italia è il paese peggiore d'Europa, la giustizia civile è penultima, appena sopra un gradino sopra Cipro per funzionalità. Ogni parametro, ogni classifica sulla giustizia italiana vede la magistratura italiana messa veramente dietro la lavagna, ma in modo pesante. E attenzione, noi cittadini paghiamo multe salate per le inadempienze dei magistrati italiani. Questo sul Fatto Quotidiano non ve lo scrivono, ma naturalmente nessuno pensa a una riforma della giustizia in Italia. Invece il Paese dice che la giustizia, praticamente ci sono delle riforme sulla giustizia. A quanto pare solo la regina e i principi, per esempio, potranno essere giudicati solo dalla Corte Suprema. Quindi si pone fine per la giustizia all'istruzione unipersonal dello jueces estrella, insomma a provvedimenti caratteristici della magistratura ispanica. Una telefonata, pronto? Signor Pellegrini, buonasera, Lisetta. Buonasera. Signor Pellegrini, Beppe Grillo ha definito la Lega un movimentino. Questa manifestazione di Verona dimostra, secondo me, che la Lega è un grande movimento di popolo che lavora con i calli sulle mani. Invece lui è il solito movimento di intellettuali che si credono dei grandi geni perché usano il web. Forza Lega e forza Salvini. Vediamo i mezzi di informazione, signor Pellegrini, Rai, in testa, cosa diranno di questa manifestazione. La saluto, buonasera. Grazie signora Lisetta. Io so già cosa. Già sappiamo noi qua, già sappiamo, lo sai che la signora Lisetta è una domanda retorica, già sappiamo come verrà commentata questa anzi, come non verrà commentata. Smentito Pierluigi Pellegrini dal giornalone del padrone per eccellenza, il sito Corriere.it. C'è proprio un titolo forte in apertura: secessionisti, Salvini ha detto fuori subito o li liberiamo noi. Parole forti da parte del leader della Lega, quindi noi andiamo avanti. È il mondo, rivoluzione nella giustizia, proprio il mondo, proprio apertura a titolo forte. Non chiedetemi di approfondire perché sì, non approfondisco perché la qualità non della stampa, dell'immagine che ho scaricato da internet non mi permette di leggere in piccoletto. Se no, dai, con lo spagnolo ci arrangiamo, è un po' come il Veneto praticamente. Sul serio. Veneto, latino, Veneto, spagnolo sono lingue neolatine, quindi, o se preferite celtoromanze, quindi, anzi, meglio dire celtoromanze, come la francese, praticamente quelle zone nelle quali originariamente vi erano insediamenti celti, quindi il nord Italia, se preferite meglio noi che la chiamiamo Padania, il nord della Spagna, la Francia, paesi che poi sono stati conquistati da Roma, dall'impero romano, e che nel momento in cui l'impero romano finisce in frantumi vede riaffiorare le antiche parlate celtiche, che però naturalmente a questo punto si mescolano col latino, quindi celto-romanze. Eccolo lì. L'ho detto altre volte, ma ripetita Juvent, se ci fosse. Poi Cosimo Cauciù queste cose scommetto che non le sa, quindi ecco, visto che c'è, oltre ai miei 25 ascoltatori, 18 dei quali mi stimano come la Pina con Ugo Fantozzi, gli altri 7, alcuni dei quali mi odiano, c'è anche il 26esimo, il Cosimo Cauciù,
che mi segue perché è obbligato, allora gli comunico delle cose nuove. Prima di dare la parola ai consigli per gli acquisti, no, ve li dico dopo, ci sono 2 sondaggi, no, ma ci sarà anche da mettersi in collegamento con Verona perché bisognerà assolutamente seguire, capire cosa sta succedendo. Io qui intanto, mentre il nostro tecnico stava svolgendo telefonata per capire appunto che tipo di offerta anche vi daremo nel proseguo. Alle 18 inizia e poi capiremo che tipi di collegamento riusciremo a stabilire. Scusate, ma diciamo la manifestazione stessa è stata organizzata nelle ultime ore di questo fine settimana. Non so se ci sarà, forse sì, forse no, dipende dalle telefonate, dipende dal tempo. Ci sarà anche il Mai più senza, se no ci sarà domani. Mai più senza città multiculturale. C'è una notizia fantastica, quella della serie di zingari che non rubano. A Bolzano 2 zingare hanno derubato una signora, sono state viste da un immigrato senegalese che le ha inseguite e catturate. Questa è una notizia da società multiculturale. Immigrato senegalese, zingare che rubano, Associazione Italiana Zingari oggi, poi io sono stato una vittima degli zingari, lo sapete, e Bolzano, tedesco, italiano, senegalese, cosa parlano? Queste sono zingare nomadi, quindi probabilmente parlano il romani. Fantastico. Pensate che polpettone misto. Però sullo sfondo cosa c'è? Un reato, il furto nei confronti di una vittima, di una signora anziana. Mai pietà per gli anziani da parte di quegli sporcaccioni degli sguatteri del padrone. Adesso la parola ai consigli per gli acquisti, poi riprenderemo tra alcuni minuti su Radio Padania. Sai, ho deciso, lo lascio per almeno 3
09. Siete in simultanea con Radio Padania nel 16° ho sbagliato, 16° giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano, 6 di aprile 2014. Stiamo seguendo la manifestazione Pacificamente Liberi a Verona, la Lega per sostenere le persone incarcerate, indagate la scorsa settimana, nel caso che tutti sapete, insomma, gli autonomisti veneti, i secessionisti. L'indipendenza non si arresta. Sto guardando sul sito di Telepadania il palco, c'è una grandissima bandiera con il leone di San Marco. Non riesco a vedere se il libro è chiuso o aperto, comunque la spada in mano non lascia dubbi. Pacificamente liberi. L'indipendenza non si arresta. Allora, forse il libro è chiuso. Adesso c'è una. Dalla regia mi dicono che il libro è chiuso, vedo che ci sono persone davanti, non riesco pacificamente. Quindi, guardando come viene seguita la notizia, no? La signora Lisetta prima era intervenuta sui media, come la seguiranno. Allora, il sito dell'ANSA non fa menzione di questa manifestazione. Invece, evidentemente, le parole hanno funzionato. Secessionisti, minaccia di Salvini, fuori o subito, li liberiamo noi. Questo è il Corriere.it, che quindi sottolinea la minaccia di Salvini addirittura. Invece Repubblica, peggio ancora, secessionisti veneti, Salvini da Verona, fuori subito, lo liberiamo noi. Addirittura Repubblica.it. Quindi i giornali dei padroni vogliono sottolineare evidentemente non la pacificamente liberi, ma vogliono sottolineare invece la minaccia. Allora, intanto abbiamo il nostro direttore Alessandro Morelli è in campo, è lì a Verona, in Riva Adige, sta seguendo una manifestazione, e abbiamo con noi, mi sembra adesso, Roberto Cota in collegamento telefonico. Pronto? Eccoci, buonasera a tutti. Ecco, buongiorno Presidente. Dunque, questa manifestazione, come la si vede? Come guardarla dal Piemonte? Innanzitutto ci sono molti piemontesi con le loro bandiere, questo ovviamente mi fa molto piacere. Io sono qui con loro per dimostrare tutta la solidarietà al popolo veneto e anche per denunciare l'assurdità ovviamente di quello che è successo con questi arresti. Ecco, chiaramente lei in prima persona ha subito la giustizia italiana. E stavo osservando in questi giorni in Spagna c'è fermento perché c'è una profonda radicale riforma della giustizia. In Italia nessuno osa toccarla, eppure vediamo che oltre a essere la meno efficiente dell'Occidente, perché ha parametri da multe continue dall'Unione Europea, la magistratura italiana, nessuno però pensa di cambiarla. Mi rendo conto, stiamo parlando di autonomismo veneto, però l'autonomia si deve anche confrontare con le forze di uno Stato. La magistratura è una di esse. Cosa ne pensa? Io penso, nel caso specifico, che questa vicenda mi sembra veramente assurda, soprattutto i provvedimenti di arresto nei confronti di persone. Io non le conosco tutte, ma alcune persone so che sono sempre state persone assolutamente pacifiche, e quindi mi viene proprio impossibile pensare che ci possano essere dei motivi per fare questo, per fare quello che hanno fatto. E poi aggiungo che quando si vogliono reprimere le idee non si possono reprimere, perché poi ritornano fuori ancora più forti. E che io penso che ci sia un vento di autonomia che stia spirando veramente forte e che parte dal Veneto, ma secondo me poi passa attraverso la Lombardia, arriva anche al Piemonte, e questo vento non si può reprimere. Se lo Stato pensa di reprimerlo commette un errore gravissimo. E poi per quanto riguarda la giustizia, indubbiamente ci sono delle anomalie che sono sotto gli occhi di tutti. Allora, intanto ringraziamo Roberto Cota e tutti, naturalmente, anche tutti i militanti piemontesi
che sono andati a Verona per portare il loro appoggio. Roberto Cota è il segretario della Lega Piemonte, quindi grazie a tutti loro per questo apporto che tutti i leghisti stanno dando a coloro che vogliono essere autonomi in Veneto. Va bene, grazie a voi, ciao. Grazie, a risentirci naturalmente. Proseguiamo, allora adesso vediamo se i collegamenti li sta stabilendo in questo momento Alessandro Morelli, proprio da Verona. Vediamo adesso altri esponenti politici della Lega per commentare. Da quello che ho capito vi anticipo che allora seguiremo il comizio, ovviamente. È previsto, da quello che ho capito, l'intervento di Matteo Salvini e anche di Zaia e, se non ho capito male, Tosi, che è il borgomastro, se si può ancora dire, è il borgomastro scaligero. E se non ho capito male, quindi dopo non ho la scaletta, perché non c'è una scaletta. Quando è successo il fatto? Mercoledì, se non sbaglio, quindi la manifestazione è stata preparata in tempo di record. Devo dire anche, si dice dalla mia parte, lodate can che te una bella coda, però da Radio Padania magari non sarà elegante, però complimenti alla Lega, perché veramente sono state, per quello che consta anche in base alla mia esperienza personale, modesta esperienza personale, riuscire a organizzare una manifestazione in così pochissime ore, davvero bravi a tutti quelli che ci sono impegnati, bravi a tutti i militanti, i dirigenti politici, insomma tutti quelli che sono riusciti a organizzare questa manifestazione. Adesso vedremo anche di capire quante persone, quanta folla c'è, insomma, ma intanto era importantissimo organizzarla, veramente bravi. Andiamo avanti, adesso linee sempre aperte, perché così vedremo anche di avere sia nuovi ascoltatori. 02 66 20 35 29 per la diretta. Sono arrivati, dunque, mi è arrivato un segnale di fumo. Lo spagnolo è come il Veneto senza bestemmie. Bellissimo, questa è bellissima, questa è fantastica. Questo è Francis, insomma, la classe non è acqua. Tanto è un insubre, come fai a conoscere la peculiarità eretica della lingua veneta? Tra l'altro ho un mio convincimento. Voi sapete che l'Inquisizione nel 600 ha colpito in modo pesantissimo le tre Venezie, ma in modo molto pesante. Io non ho le prove perché non ho avuto il coraggio di rubarle quando ero ragazzino. Vediamo un attimo. Abbiamo Morelli, il direttore Alessandro Morelli, dopo vi racconto quella dell'Inquisizione, che è attinente a quello che sta succedendo agli indipendentisti veneti. Pronto Alessandro? Sono Roberto Ciambetti, mi ha passato il telefono. Ciao, l'assessore Ciambetti. Allora, un esponente quindi di spicco della Lega che in Veneto sta governando la regione. Allora, che è vicentino, una sua interpretazione di quello che sta succedendo. Ciambetti, c'era da aspettarselo 17 anni dopo rivedere scene come quelle di 17 anni fa. Tra l'altro leggevo sul Corriere del Veneto che il magistrato che ha condannato i Serenissimi ribadisce: non è folklore se lo meritavano, Beppi Segato è praticamente morto in carcere, non tecnicamente ma è come se lo fosse, e questo signore, un giudice, ha detto che era giusto così, cioè che era giusto condannarli. Per me è pazzesco, volevo una sua opinione. Con tutto il rispetto che dobbiamo avere per i giudici, ci mancherebbe, però da quello che abbiamo letto, da quello che è emerso, da quello che abbiamo capito in questi primi giorni, veramente sembra un processo alle intenzioni, perché un discorso aver fatto qualche atto, aver messo in moto qualche situazione che ha danneggiato qualcuno, aver fatto o danneggiato qualcosa,
Il problema è che appunto quello che abbiamo visto e letto in questi giorni è sicuramente qualcuno che al telefono le ha dette grosse, sicuramente hanno perso qualche sabato e domenica a saldare e tagliare la miele, però non è mai avvenuto un qualcosa che abbia creato o causato danni, quindi è veramente stranissima questa situazione. Io giovedì mattina peraltro sono stato in carcere a trovare Franco Rocchetta e per vedere anche come sono appunto le condizioni di detenzione di queste persone, e essere messi insieme insomma a qualche slavo, a qualche pluripregiudicato non è un gran bel vivere per una persona che appunto ha avuto anche incarichi di governo, ha avuto comunque sempre una storia dal punto di vista storico e politico pacifista, quindi è una cosa che lascia veramente perplessi e che mi auguro la gente capisca. Io ho già colto sul territorio veneto che la gente veneta ha capito che forse veramente questo è arresti preventivi per fermare processi di indipendenza o processi appunto che permetteranno ai civili veneti di potersi esprimere attraverso un referendum. Quindi la cosa è veramente strana e tutta da capire e interpretare. Benissimo, ringraziamo allora anche Roberto Ciambetti dal Veneto, da Verona, l'assessore Ciambetti. Grazie ancora, a risentirci. E un saluto agli ascoltatori. Perfetto, allora andiamo avanti, vedremo anche un po' tra poco, sentiremo anche naturalmente, dovrebbe cominciare. Marco Paolini, Francis mi ha istruito sulla bestemmia veneta, non c'entra nulla con la religione, è sintassi, levi la bestemmia, non scorre più il discorso. No, troppo semplice. Vediamo se abbiamo ancora ospiti, dopo spiego a tutti. Anzi, velocissimamente, tantissimi anni fa, a casa dello studente di Pordenone stavano svolgendo dei lavori di cambiamento nella biblioteca e pensavo non ci fosse nessuno, e io ero entrato, pensavo fosse abitualmente aperta, e mi è capitato sotto mano un ciclostile della biblioteca del seminario con tutti i processi in un arco di tempo limitato e solamente per la diocesi di Concordia Sagittaria, quindi una porzione di terreno, una porzione di tempo delimitata, una miriade. Un ciclostile non era nessun libro edito. Hanno pubblicato libri sui processi nel Triveneto, processi dell'Inquisizione, ma quello che ho visto io era orrendo e schifoso e dimostrava come l'Inquisizione andasse a colpire veramente la povera gente in una maniera bestiale. E secondo me la risposta del Veneto, con questa forte del Veneto e del Friulano, diocesi Concordia Sagittaria, siamo nel Friuli occidentale, Veneto diciamo bassa veneziana, e secondo questa è una mia interpretazione, a dire la verità, però non posso non pensare che la frequenza con cui il Veneto inserisce nel proprio discorso la bestemmia venga anche da questa sorta di ribellione nei confronti, altrimenti non può bastare. Perché la bestemmia e non altro, Francis, per la scorrevolezza del discorso? Questo lo sostiene Paolini, ma perché non può esserci qualche altro intercalare, no? Perché non può esserci il pota bresciano-bergamasco? Come mai proprio la bestemmia, esattamente la bestemmia, potente, possente, profonda, rabbiosa, disperata? Dire la verità, la bestemmia disperata è quella di noi friulani, ma lì è un discorso che potrebbe che si porta lontano, e poi magari c'è Cosimo Cauciù che è subito pronto a riprendere quei 10 secondi che sono comodi. A proposito, Max da Milano Sud mi dice: da quanto è giunto alle mie orecchie, Cosimo Cauciù altri non è che Andrew Mercou, un imitatore dall'abilità impressionante. Secondo me Andrew Mercou non può esistere. Non esiste una cosa che si chiami Andrew Mercou, se ne dovrebbe occupare Lissoni su Badania Misteriosa. Andrew Mercou. All'improvviso dalle tenebre emerse Andrew Mercou. Con le sue antenne azzurre tastò il terreno innanzi alle sue ruote. No, Andrew Mercou non esiste. Esiste Cosimo Cauciù, che per conto della redazione della Zanzara di Radio 24 mi registra tutti i santi giorni. Ciao Cosimo, Monati son, Casso Tiga, Ciavite, dite Trieste, se non vado errando. Andiamo avanti. Onore, gloria e stima, sto leggendo gli sms della radio. Onore, gloria e stima ai patrioti, 24 patrioti, grazie e libertà
GP Sale Marasino Brescia. Adesso, tra l'altro, c'è anche un indipendentista sardo, c'è anche un sardo inquisito, quindi in realtà era non solo una cosa esclusivamente lombardo-veneta. E se non sbaglio mi sta pervenendo anche sentite i rumori, questi sono rumori del mistero, sono i rumori del WhatsApp. Manuela mi dice: il sito Corriere TV sta mandando la diretta, non so se essere contento o preoccuparmi. Ciao Manuela. Vediamo, queste persone hanno il potere, quindi riescono sempre a manipolare l'opinione pubblica, il popolo è fatto apposta per essere manipolato, purtroppo. Vediamo se invece come succede talvolta, raramente, ma succede nella storia, il popolo darà una risposta coerente con i propri vantaggi, con i propri interessi, non con quelli del padrone, con quelli che comandano. Vediamo adesso se non riusciamo ancora a avere. Allora riapriamo le linee a vostro beneficio, perché non riusciamo a avere collegamenti di alcun tipo. 02 66 20 35 29 per la diretta. L'email pierluigi.pellegrin@radiopadania.net. Tra l'altro credo che fra 5 minuti dovremmo avere anche una pausa per i consigli per gli acquisti. Adesso vediamo se durante la pausa riusciamo a capire quello che sta succedendo. Allora, sì, linee aperte, vediamo se sono aperte sul serio o se sono chiuse. 02 66 20 35 29. Io posso dirvi è che dovendo aspettare devo assolutamente andare a saltelli, perché altrimenti vi leggerei un editoriale dell'indipendenza.com di Gianluca Marchi, inquisito Gianluca Marchi alle 5 di mattina come un farabutto, come un bandito, sono andati a casa sua. E il popolo cosa fa? Il popolo padano? Silente. Pensate se fosse accaduto, no? Voi lombardi che ce l'avete tanto con i meridionali, pensate se fosse accaduto al sud una cosa del genere. Avrebbero rovesciato lo Stato. Invece noi, giù, non noi leghisti, non noi di Radio, la Lega sta organizzando una manifestazione, non noi siamo, per carità, ma pensate al resto di noi, quelli che noi chiamiamo padani, al di fuori della comunità Lega, comunità Radio Padania, recciute basse, mutismo, come militare, mutismo e rassegnazione stecca. Prendono degli innocenti, il potere italiano, la magistratura, delle persone per bene, le trattano come i peggiori briganti, il popolo tace. Supino. C'è da riflettere. Pronto? Sì, pronto. Buongiorno. Vorrei lanciare un'idea. Prego. Perché tutti i veneti e i padani dovrebbero prendere un cartello e applicarlo sulla ruspa, su tutte le ruspe, su tutti i trattori con scritto tanco, e poi parlate nel telefono del tanco per lavoro e roba del genere. Almeno vanno un po' in casino questi intercettatori. Va bene, grazie. Grazie all'ascoltatore. Allora, mi dicono che sta cominciando, dunque da dove guardo io, da dove ho l'accesso io alle immagini di Telepadania, non vedo ancora niente, però dalla regia mi dicono che dovrebbe parlare tra poco Matteo Salvini, il segretario federale della Lega Nord, e c'è anche poi sempre nel corso della sta già parlando, vi dico che nel corso della trasmissione, poi vedremo, insomma, se no domani nel punto e basta, c'è anche un bel articolo, La dittatura dell'illegittimità, l'ho scritto lì da Magli, da italianiliberi.it. Riusciamo a farlo sentire allora Matteo Salvini o no? Allora sentiamo Matteo Salvini. Pronto? No, allora vediamo se c'è stato qualche inghippo, stiamo combinando, stiamo andando, come suol dirsi, all'impronta, stiamo navigando a vista. Vediamo quindi, beato te Cosimo Cauciù che non hai questi problemi. Beato te, no, sei uno zombie, se non esisti praticamente, quindi non hai neanche l'anima, finirei chissà dove, quindi sei uno zombie, beato te, è ironico, non credere che sei diventato buono.
non con i servi, non con gli sguatteri, mai, non con quelli che non hanno mai il coraggio di denunciare una virgola di quello che viene compiuto dai leader di Vero Cruciani, mai che ti abbia sentito dire parlare, visto che ascolti queste registrazioni, di quello che hanno combinato i Marcegaglia in Montezemolo, Marcegaglia che non ha pagato le tasse, Marcegaglia che ha portato ci sono le condanne, che ha portato i rifiuti tossici al sud, Marcegaglia che non è stato condannato dopo che un operaio ha perso una mano sotto una presa in un suo stabilimento, quello che ha combinato a Montezemolo, mai è. Lasciamo perdere il bambino scemo che è un campione senza valore, ma tu sei libero, potresti parlarne, lavori per loro. Ah sì, lavori per loro, ho capito. Quindi mi raccomando, Cosimo Cauciù, fagliela sentire, vediamo se raccoglie la sfida, perché io l'ho lanciata più volte, ma vedo che preferisce fare delle figure di M davanti agli ascoltatori di Radio Padania piuttosto che raccogliere. E io posso capire anche il perché. Vediamo se riusciamo a sentire invece le cose più importanti. Andiamo a cose più importanti. Io sto parlando per prendere tempo e riempire gli spazi. Questa paura, questo horror vacui che avete voi, io lo devo riempire. Io invece nel vacuum starei benissimo, nel buio, nel silenzio, nel vuoto starei in modo fantastico. Ma se io adesso dessi la stura al silenzio, qui scoppierebbe l'inferno, sarebbero tutti pieni di paura. Ma perché avete tanto paura del silenzio e del vuoto? Sentiamo se parla. No, niente. Allora, sentiamo se parlano i consigli per gli acquisti. Ci risentiamo tra alcuni minuti a Radio Padania. Comunque vi comunico che sto tenendo d'occhio anche che dal sito vedo che sta arrivando qualcuno. Passiamo subito allora alla pubblicità ai consigli per gli acquisti. Dopo riprendiamo, così probabilmente riusciamo a farvi sentire in tempo anche subito dall'inizio l'intervento di Matteo Salvini. E tra poco. Vuoi
ci tenevo che guardaste chi sono i figli dei terroristi per lo Stato italiano. Queste sono le figlie di un terrorista. Il mio applauso e il mio abbraccio a loro e al papà. Allora, tanti ci dicono come mai in Veneto stanno succedendo queste cose. I veneti non sono diventati dei rompicoglioni tutto in un momento e per caso. Siamo stufi che le nostre aziende chiudano, siamo stufi che i nostri lavoratori siano disoccupati, siamo stufi che i nostri figli vadano all'estero per trovare lavoro. Noi questo non ce lo meritiamo. Perché succede questo? Perché c'è uno Stato che sta facendo le cose più sporche che conosciamo, sta pesando sulle spalle dei veneti e noi siamo stufi di pagare per tutti. È ora di finirla, è ora di finirla con queste provocazioni. Siamo stufi delle tasse e non possiamo più pagarle. Ci dicono che noi provochiamo Roma, ma questo non è vero. Noi vogliamo lavorare, vogliamo mantenerci da soli, non vogliamo che il Veneto sia uno Stato isolato, vogliamo lavorare e avere rapporti con l'Europa e con tutte le parti del mondo. Guardate l'ultima provocazione dello Stato italiano. Cosa vedete là in alto? La bandiera italiana. Cosa vedete? Guardate a sinistra, cosa c'è alla mia sinistra? La bandiera di un altro Stato oppressore che è l'Europa. Noi stiamo facendo una pesantissima battaglia. Siamo stufi di essere sudditi di Roma e di Bruxelles e agli europei gliela faremo vedere noi di che pasta siamo fatti. Ma la cosa più grave è che qualcuno questa mattina in fretta e furia ha levato la bandiera forse più importante. Io non dico che bandiera era, ma l'avete capito tutti. È stata levata in fretta e furia, perché lo Stato italiano non ha paura dei 24 che sono stati arrestati. Lo Stato italiano deve avere paura di questa. Libertà, 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 libertà. Lo Stato italiano deve avere paura di questi. Sono le pene dei cittadini veneti che fra qualche mese voteranno a grandissima maggioranza il referendum per l'autodeterminazione del popolo veneto. Questa è l'unica arma che ha la Lega, un'arma forte, democratica e che vincerà. Veneto libero!
Prima di passare la parola a Flavia, Umberto, a Luca, invito la moglie di un altro arrestato, Lucio Chiavegato, e quindi per una testimonianza e un applauso, perché questo è un palco aperto a tutti. Questa non è una manifestazione per uno o per l'altro partito, è una manifestazione per la libertà di pensiero e di parola, che vanno al di sopra di qualsiasi idea politica, perché oggi capita a loro, domani può capitare in casa di qualcun altro. Quindi sono orgoglioso di mettere a disposizione i microfoni della Lega anche a chi ha delle testimonianze da dare, quindi come per le ragazze che hanno il papà che non vede da 4 giorni, c'è anche una moglie che non vede il marito da 4 giorni. Allora, anzitutto devo ringraziare la Lega, queste persone che hanno organizzato questa manifestazione, direi di successo. Voglio anticipare che spero non sia una strumentalizzazione. Io sono qua per mio marito, Lucio Chiavegato, lui è anni che si batte per l'indipendenza del Veneto e sta pagando È sparito il segnale. Mandami in diretta allora. Dunque, siete sempre con Radio Padania, ci sono dei forti problemi, era sparito il segnale. Adesso vedo l'immagine di Umberto Bossi. Passare in Parlamento il federalismo fiscale, poi non l'hanno applicato, l'ha messo in un cassetto Monti e anche il Presidente non l'ha applicato. È chiaro che se non c'è una via democratica alla libertà, poi la gente la via la trova. Adesso hanno paura del popolo e quindi si illudono di poterli mettere in casa. Non riuscirete, verrete travolti dalla valanga dei popoli padani. Il Veneto, i fratelli Vedi che sono in carcere, hanno risvegliato tutta la Padania, non solo il Veneto. Quindi, Olaz presenta. io sono venuto a ringraziare perché si è risvegliato il Nord. Brava gente quella del Nord, però prima o dopo, fuori di rompigli i coglioni, si muovono, quello che sta avvenendo, e si lamentano. Niente affatto. Il Veneto sarà libero su questo, io non ho il minimo dubbio. Lo sanno anche loro, è per questo che mandano avanti i magistrati a mettere in carcere i veneti, perché sanno che il Veneto, se gli si dà la possibilità del referendum di autodeterminazione, sceglierà la libertà, nessuno sceglie la schiavitù. E questo è un monito anche per i nostri politici, anche quelli della Lega. Ogni tanto pensano che Conti
conti soltanto l'amministrazione. No signori, c'è un valore che conta di più dell'amministrazione, la libertà. La libertà. E questo ci hanno ricordato i fratelli che sono in carcere. Li ringraziamo che ci hanno ricordato che c'è una cosa che conta più di tutto. Anche perché le altre cose sono la conseguenza. Economia compresa. Conta la libertà, non conta solo amministrare bene, no. Conta fare battaglie e sostenere la libertà del proprio popolo. Per questo siete stati eletti. Non solo sì, anche per i soldi, però la libertà, il valore assoluto in cui il popolo crede. E quindi lì dobbiamo dare una mano. Sono venuto per quello a dirvi che in Lombardia abbiamo capito che non ha messo in carcere solo qualche veneto, ma tutto il popolo veneto. Non vogliono che possa votare per la propria libertà. Veneto, libero! Veneto, libero! Battaglia! Oh! I nostri popoli saranno liberi. Io ricordo che la Lega l'ho fatta in Lombardia, però sono venuto a fare un accordo con la Lega Veneta. A Mestre ricordo che lo fece. Senza la Lega Veneta non ci sarebbe stato niente. Quindi è nato nel Veneto la spinta forte alla libertà dei popoli. E io, come minimo, noi lombardi dovevamo venire a ringraziarvi, ad abbracciarvi, fratelli veneti. Non riusciranno, la canaglia romana e i loro manutengoli locali non riusciranno nello sporco progetto di tenere schiavi i popoli. Ci hanno derubato e tenuto schiavi per troppo tempo. È arrivato il momento di cambiare pagina e cambieremo pagina. Veneto libero! Adesso io passerei la parola alla persona che fra qualche mese guiderà i nostri consiglieri regionali del Veneto a far approvare la mozione per l'autodeterminazione del popolo veneto. La spallata decisiva allo Stato centrale. Luca Zaia! Innanzitutto scusateci se la piazza è troppo piccola. Ci scusiamo con tutti quelli che sono fuori da questa piazza e che hanno saputo sfidare il traffico, gli impegni, hanno rinunciato alle ore libere per essere qui per questi ragazzi. Io penso che sia grave che non ci sia la bandiera del Veneto, non può finire qui. Non può finire qui. Perché chi si vergogna di esporre la bandiera del Veneto non ha diritto a restare in Veneto. Non è una bandiera dei terroristi, non è una bandiera dei sovversivi, è la bandiera di 1100 anni di storia della prima democrazia in Europa,
della civiltà che comunque in tutto il mondo sia conosciuta. Non voglio fare discorsi di storia, però lo dico che è grave che non ci sia quella bandiera. Guardate, spesso i giornalisti in queste ore chiedono quale sia il motivo per il quale noi la facciamo tanto tragica, perché poi quali saranno mai questi problemi? Ma sono chiari questi problemi. Sono quelli di una periferia dell'impero che ne ha piene le palle di Roma. Questi sono i problemi. Che è quella di una comunità di gente pacifica che sa che cos'è il rispetto della legge, che sa che cos'è la fatica, che sa che cos'è il sacrificio. In queste ore ha conosciuto che questi non sono valori per lo Stato italiano, perché se tu tenti di alzare la testa vai in galera. Questo è l'insegnamento che arriva da Roma. Allora noi, per dare un senso a questa assemblea questa sera e per non andare a casa solo con le mani più calde di prima, dobbiamo dire innanzitutto che l'indipendenza non è un fatto di un partito, ma è un fatto del popolo del Veneto. I veneti ci chiedono l'indipendenza. Penso sia giunta anche l'ora di mettere assieme tutti i nostri movimenti e di fare una grande manifestazione. Da soli si fa prima, assieme faremo molta più strada. Noi non possiamo accettare che dia fastidio tutto quello che facciamo in Veneto, tranne una cosa: i 21 miliardi di tasse che ogni anno gli mandiamo. Quelli non gli fanno schifo. Non possiamo chiedere ai veneti di tirare ancora la cinghia, perché non ce li hanno più i buchi nella cinghia. E non possiamo dimenticare le 70 persone che si sono suicidate non nei villaggi turistici, ma all'interno delle loro aziende. Abbiamo detto liberateli tutti, ma con una convinzione: tutti i cittadini hanno diritto di approfondire, di spiegare le loro posizioni, ma non si processano le idee. Liberateli tutti significa che questi signori non devono andare davanti a un giudice con le catene alle mani, perché siamo di fronte a un governo che mentre arresta 24 persone, libera delinquenti veri con l'indulto, sostiene che le carceri siano sovraffollate e ci dice che il reato di immigrazione non è più un reato, il reato di clandestinità. Allora guardate, se per essere rispettati bisogna non essere veneti, noi diciamo non rispettateci. Allora, come stanno le cose in Regione? In Regione abbiamo un disegno di legge. Allora signori, per fare un referendum ci vuole una legge. Per fare la legge bisogna scriverla e portarla in Consiglio regionale. Questa legge è lì da alcuni mesi. Nelle prossime giornate, nelle prossime settimane, io spero che il Consiglio regionale del Veneto si decida di metterla al voto e che poi 60 consiglieri, con un grande atto di responsabilità, perché c'è anche chi non la pensa come noi. Prima qualcuno mi chiedeva: ma lei se si dovesse votare cosa voterebbe? Sì, all'indipendenza a me sembra ovvio, no? Però è altrettanto vero che se crediamo che il popolo sia sovrano, è altrettanto vero che dobbiamo riportare in capo al popolo questa decisione, e lo si fa solo con uno strumento: il referendum ufficiale in tutto il Veneto. Allora noi
Siamo per la via della legalità, del confronto giuridico, anche, come si può dire, verace e sostenuto. Siamo per seguire la via dei catalani. La Scozia andrà al voto col suo referendum, la Catalogna a Barcellona ci andrà il 9 novembre 2014. Il Veneto vuole approfittare di tutte queste strade già segnate per portare la sua proposta. Io penso che questo sia legittimo per un governatore che ha l'obbligo di difendere gli interessi della sua gente. Vi saluto ricordando che questi temi li dobbiamo portare di casa in casa e soprattutto fare in modo che il primo nemico non sia in casa, perché abbiamo bisogno di tutti i veneti su questo progetto ed è fondamentale che i ragazzi che oggi sono in galera vengano liberati. Grazie e buona serata a tutti. Facciamo in tempo a far mandare i consigli per acquisti, poi ci risentiamo. Radio Padania fra 3 minuti con il proseguo della manifestazione da Verona. Vedremo chi prenderà la parola. Vuoi acquistare? sei 23 44 22. Ecco, adesso sta parlando Matteo Salvini, aveva anche avvisato perché ci siano dei centri sociali che stanno minacciando le genti pacifiche venete. Sentiamo. Ma se c'è voglia di indipendenza anche in Sardegna, anche in Salento, sulla testa tutti gli indipendentisti, tutti gli autonomisti che non vogliono più passare da Roma e da Bruxelles, e vogliono gestire casa loro con la loro lingua. George Orwell diceva che le grandi dittature, prima dell'economia, vogliono controllare i pensieri e le emozioni, e stanno cercando di controllare i pensieri e le emozioni.
Va bene, vogliono l'indipendenza, arrestateli, andate a prendere i 100 là in fondo che vogliono l'indipendenza. Fatemi dire che a me spiace di cuore per come alcuni magistrati e per come lo Stato male utilizza i poliziotti e i carabinieri che vorrebbero andare ad arrestare i delinquenti veri e devono andare invece a rompere le palle alle 4 della mattina a gente che lavora e che non ha fatto niente. Che lasciano i poliziotti e i carabinieri andare ad arrestare i mafiosi e non rompano le palle in Veneto e in Lombardia, perché sono pagati e vogliono fare altro quei ragazzi. Però lo mettiamo nel conto che faremo pagare a qualcuno, perché alla fine il conto lo presentiamo. Noi proporrò ai gruppi parlamentari della Lega, visto che Renzi vuole modificare la Costituzione, di proporre un altro articolo in Costituzione che fu bocciato dai costituenti 70 anni fa perché avevano paura del popolo, i democristiani e i comunisti. Era l'articolo 3 della Costituzione e io proporrò che la Lega presenti sia alla Camera che al Senato la reintroduzione di questo articolo 3, che era stato presentato da un pericoloso terrorista che era Dossetti, che parlava di diritto di resistenza, e noi andiamo a sfidare Renzi e Berlusconi sul fatto che abbiano la forza di mettere in Costituzione la parola al popolo. Cosa diceva questo articolo 3? L'articolo 3 erano 2 righe, non 20, ma 2 righe. La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri contrari ai diritti garantiti dalla Costituzione non solo è un diritto, ma è un dovere di ogni cittadino. Il diritto di resistere alle leggi ingiuste è un diritto e un dovere di ogni cittadino. E vediamo Renzi e Berlusconi se diranno sì o no al diritto di resistenza di ogni singolo cittadino, pacificamente. Faccio un esempio, articolo 117 della Costituzione. Lo Stato ha competenza esclusiva sulla protezione dei confini nazionali. Vi risulta che qualcuno stia proteggendo i confini nazionali? No. E allora è uno Stato fallito che deve fare le valigie, deve chiamare i 100 prefetti italiani che si dimenticano le bandiere e deve mandarli a lavorare, deve mandarli a casa. Raccogliamo 500.000 firme per cancellare le prefetture e mandiamo a lavorare un po' di gente. E i confini li difendiamo noi. Poi qual è il confine della nazione lo decidono i cittadini, lo decidono i popoli, però li difendiamo noi. E le navi della Marina Militare vanno usate per respingere e riportarli a casa, non per andarli a prendere in mezzo al mare. E quindi lo Stato non ha capito qual è il dovere di difesa dei confini nazionali. Non entro in altri temi e mi prendo questo impegno. Allora, facciamo che se vogliono proprio essere arrestati e non hanno capito, riteniamoci impegnati, riteniamoci tutti impegnati. Guardate negli occhi chi avete di fianco, prendete per mano chi avete di fianco, tutti impegnati. Se verrà toccato qualcun altro è come se fossimo toccati tutti. Se non libereranno subito queste 24 persone, andiamo noi in quelle galere e vogliamo noi entrare in quelle galere, fino a che quelle 24 persone non torneranno a casa dai figli, dalle mogli, dai mariti, dai parenti, a lavorare. Chi restituisce il lavoro, questi giorni di lavoro, a queste 24 persone? Noi non diamo ultimatum, ma diciamo che o tornano a casa entro questa settimana, oppure ci ritroviamo non in piazza, ma davanti a tutte quelle carceri che lo Stato italiano spalanca, le cui porte lo Stato italiano spalanca per i pedofili, gli stupratori e gli assassini, perché al posto dei pedofili ci vanno gli indipendentisti.
dentro i pedofili e fuori gli indipendentisti. Uno Stato serio si comporta in questa maniera. Però ritenetevi pronti. Il 25 aprile è la festa della liberazione e quindi il 25 aprile noi festeggeremo la liberazione, però a San Marco penso che sia la festa di San Marco e quindi il 25 aprile vedremo di essere in ogni piazza, di ogni comune, di ogni valle, di ogni comunità del Veneto, perché è inutile ricordare quello che accadde 70 anni fa se poi imprigioniamo le idee nel 2014. Quindi è giusto ricordarsi la storia, ma noi siamo qua per guardare avanti, per quei ragazzi, per quelle ragazze, per quei bimbi che avete visto qua prima, pacificamente. Forse questi arresti li hanno fatti per far saltare i nervi a qualcuno, pacificamente, col sorriso, orgogliosamente, ognuno orgoglioso della sua lingua, del suo lavoro, della sua famiglia, della sua comunità. Forse questa è l'occasione giusta, ci hanno fatto il regalo con queste 24 vigliaccate, però di ricordarci che noi siamo comunità, che non ci sono gli orticelli, non ci sono i simboli, non ci sono le sigle, non ci sono gli indipendentisti 1, 2, 3, 4, 5, prima la nostra terra. E quando parlo di nostra terra parlo del Veneto, che è come se fosse casa mia, parlo di Milano, parlo del Piemonte, parlo della Liguria, parlo dell'Emilia e parlo anche delle tantissime brave persone che sono tenute ostaggio nelle regioni del sud da gente che vuole solo il loro voto e si compra da 70 anni il loro voto con le false pensioni, con i falsi forestali, con i falsi invalidi. Vediamo se sarà la Lega a liberare tutte le persone di buona volontà ovunque abitino. Questa è la scommessa. Mi piacerebbe che ciascuno di voi fosse al mio posto per guardare lo spettacolo che siete. L'ultimo applauso fatelo arrivare in queste galere dove probabilmente in quest'ora stanno mangiando qualcosa perché poi si va a letto magari insieme allo spacciatore marocchino. Facciamo arrivare in galera l'applauso a chi aspetta di tornare a essere uomo o donna liberi e torneranno a essere velocemente uomini e donne libere. Questo è l'impegno che dobbiamo prenderci tutti quanti. Viva il Veneto! Viva la Lombardia, viva il Piemonte, viva tutti i popoli in tutta Europa, in tutto il mondo che non hanno paura e affanculo quegli stati che usano le forze dell'ordine non per catturare i mafiosi ma per mettere in galera la gente per bene. Noi non ci arrendiamo, liberi subito, viva la Lega, viva San Marco e grazie a tutti voi. Scusate, al volo togliere i bimbi e le bimbe di chi c'è in galera, però ci sono i papà di chi c'è in galera e quindi voleva fare un saluto. Non se la sente, lo capisco. Per gli amici lombardi un saluto al volo di Giulio Areghini. Ringrazio Matteo Salvini e il popolo della Lega per l'opportunità che oggi ci date di ricordare e di mandare un segnale forte alle famiglie di alcuni che non sono stati ricordati ma che sono in galera, come Roberto Bernardelli, presidente di Indipendenza Lombarda, un uomo dalla schiena diritta, un uomo fiero, forte e generoso, detenuto nel carcere di Lecco, un impegnato che produce posti di lavoro e che dà da mangiare a decine se non a centinaia di famiglie, ma anche Corrado Manessi, Roberto Beni, Giancarlo Orini, detenuti nel carcere di Brescia da una procura che non ha mai indagato su nulla,
è una procura nota agli ambienti giudiziari per essere il porto delle nebbie, una città che ha fatto di Brescia una città antica dove la prima Repubblica non è mai passata, dove non è mai andato in galera nessuno, mettono in galera delle persone oneste, fiere e coraggiose. Io credo che i movimenti indipendentisti, che si caratterizzano per essere talvolta litigiosi, possono vedere le cose anche in modo diverso, ma sulla libertà, sul diritto di esprimere le proprie opinioni, sul diritto che viene prima di tutti, quello del diritto all'autodeterminazione, non possiamo permetterci di dividerci. Concludo dicendo che lo Stato italiano ha una faccia facilmente riconoscibile, è un nemico visibile, ma talvolta abbiamo al nostro interno nemici che sono ben più insidiosi. Abbiamo al nostro interno delatori, direttori talvolta di giornali che dovrebbero essere vicini e forse anche diffamatori. Individuiamoli, isoliamoli e impariamo a saperli riconoscere. Viva la libertà della Lombardia e del Veneto e soprattutto viva l'indipendenza! Usiamo i giornalisti per mandare un saluto a un figlio e a un papà. Ciao Andrea! Ciao! Un saluto a Giancarlo a Brescia, che è un'ingiustizia che sia dentro per una cosa che reputo un'idea assolutamente innocente e non violenta. Forza Brescia e liberi tutti! Grazie ragazzi, tenetevi pronti perché torneremo 10 volte più numerosi. Libertà! Scusate, sono state perse delle chiavi di un'auto. Chi le trovasse le... Eccoci allora in diretta, Radio Padania, avete sentito, è terminata quindi la manifestazione, siamo qui insieme anche a coadiuvarmi Maurizio Colombini, che naturalmente torno a salutare. Allora Maurizio, cosa te ne è sembrato? Certo che le occasioni per commuoverci non mancano, E io invece ti riporto sul prosaico, andiamo a leggere gli SMS, non lo faccio mai durante il punto e basta, ma sono qui come militante, quindi mi sottopongo alla gogna. Dovevate mettere a disposizione come Lega dei pullman per quella gente che vuole venire, ce n'è tanta a Verona e non può permettersi per la crisi di spendere per il biglietto. Perdiamo un'occasione per essere uniti nel vero senso della parola. Scrive Elio da Novara, però Elio è stata organizzata in pochissimo tempo, adesso non faccio io l'avvocato difensore, però sinceramente penso che il tempo è stato talmente ristretto. Potresti chiedere se c'è tanta gente, mi domanda Lucia, ho letto, poi ti leggo Lucia quello che ha scritto, non ho fatto in tempo a chiederlo, ma quello che ha scritto su Corriere.it si parla di 1000 persone. A Genova i black bloc sono finiti in galera per terrorismo, banda armata. Vista la disinformazione, c'è il progetto 2 Aquila di Putin per togliere la supremazia del dollaro. Vabbè, questo sto leggendo, chiedo scusa, all'impronta, quindi leggo. E poi questo, Gian da Brescia dice: dovete abbassare il segnale audio del comizio che va all'ingresso del mixer. Non so se abbiamo un collegamento diretto tra il mixer, se avevamo il collegamento diretto tra il mixer e il comizio. Allora, mi segnala dalla Roberto Colombo dalla regia che la fonte Corriere.it invece 2500 presenze, quindi si sono corretti quelli del Corriere.it, perché avevano scritto 1000 persone. Intanto sentiamo, mi sembra ci sia una telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, sono Marisa. Prego. Telefono dalla Brianza. Prego. Sto parlando io, sì. Esattamente. Ah, sì.
Ascolti, io volevo chiedere una cosa, se è possibile, se avete registrato tutti i comizi che sono stati fatti oggi, da trasmetterli in registrazione, perché si sono sentiti malissimo. Non si sentivano proprio, io spero che li abbiate registrati. No, quello Marisa, era quello che avevamo a disposizione con i mezzi nostri. Purtroppo sì, ho paura, non lo so se da Verona, io non sono in grado in questo momento di dire se da Verona porteranno materiale registrato, questo non sono in grado di dirglielo io, anche perché non spetta a me, quello è un comparto tecnico, speriamo di sì, però questo era il massimo che si poteva. Per il momento speriamo che ci sia a disposizione, ma non lo so, francamente mi occupo della parte, diciamo, giornalistica, questa è la parte tecnica. Speriamo, vedremo. Anzi, posso dire a Marisa che sicuramente sarà possibile, probabilmente sarà possibile avere il materiale attraverso Telepadania, penso domani stesso, e quindi non posso dirlo per certo, però credo che sarà possibile attraverso Telepadania avere già materiale senza i problemi che abbiamo avuto. Apprezzate la buona volontà. Allora, secessionisti veneti, Salvini da Verona fuori subito, li liberiamo noi. Scusate, sto leggendo, era Repubblica.it che ha parlato. Il segretario della Lega alla manifestazione organizzata da Carroccio in Piazza dei Signori contro gli arresti e l'indagine antidipendentista. Siamo pacifici ma non fessi, le galere sono per i delinquenti e i mafiosi, non per i padri e le madri di famiglia. Nuovo appuntamento il 25 aprile. Sarà la festa di San Marco e della nostra liberazione. Ogni indipendentisti arrestati mercoledì scorso saranno liberati o li libererà la Lega, lo sostiene Matteo Salvini, arrivando in Piazza dei Signori a Verona. Salvini ha ribadito la vocazione pacifista della manifestazione di Verona. E poi allora, era stato Salvini ad annunciare da Longarone la manifestazione di Verona, dove erano annunciati in 10.000, scrive Repubblica.it, e invece si sono ritrovati in 1 migliaio. Decisamente, scrive Repubblica.it, in superiorità quelli con le bandiere del Leone di San Marco rispetto a quelli della Lega. Tra i militanti alcuni hanno preso a spunto il tanco, la ruspa modificata dagli indipendentisti per caratterizzare la propria protesta con carriole travestite o con modellini. Quindi Repubblica.it parlava di 1.000, invece Corriere.it parla di 2.500. Credo ci sia intanto una telefonata che sta aspettando. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera Pierluigi, sono Margherita di Milano. Buonasera Margherita. Il presidente Zaia ha espresso il suo rammarico ed indignazione per l'assenza delle bandiere. Mi sono venute le lacrime agli occhi. Ecco come ci hanno ridotto i nostri governanti. Di tutto abbiamo paura. Più sei onesto e più hai paura. Viva la Lega, secessione. Grazie Margherita. Adesso allora vedo i segnali di fumo. Ho dato uno sguardo su quello schifo di sito della Pravda della sera, parlano di 1.000 persone, sotto c'è un link. Come mai non ha messo il video sulla sua soluzione? St. Francis, dopo vedo, e poi sto leggendo i segnali di fumo. Tanta gente a Verona, gli abbiamo messo paura al regime, lo scrive Donatella, che saluto. Poi vediamo adesso se riusciamo a avere da Verona qualche collegamento. C'era anche il nostro direttore Alessandro Morelli, ma per il momento voi sapete che quando c'è la fine di una manifestazione è il momento più difficile per stabilire dei contatti, perché il momento in cui è più difficile che il cellulare si senta, eccetera eccetera. Questo arresto dei fratelli padani secessionisti viene dal Quirinale. Re Giorgio teme l'insurrezione del popolo italiano, dal Trentino alla Sicilia, Lombardi Veneti, non molliamo mai, usiamo altre armi, quelle della disobbedienza fiscale. Questo lo scrive Mary da Vicenza via SMS. Allora, sentiamo se ci sono ancora telefonate. La linea è aperta, 02 66 20 35 29. Tra poco mi dicono dalla regia dovrebbe esserci il segretario in collegamento Salvini, senza domande. Non so cosa voglia dire, probabilmente si sentirà poco, riuscirà a sentire poco lì attraverso il cellulare, perché chiaramente ci deve essere parecchio
confusione. Allora, diceva Maurizio Colombini che qui con noi c'era da commuoversi, a vedere anche le due ragazze, figlie di un indipendentista, adesso mi è sfuggito purtroppo il cognome. Anche il papà. Senti, ma io l'anno scorso ero il 25 aprile, San Marco, perché io festeggio il 25 aprile San Marco, ero a Venezia, in piazza San Marco, con la mia bella bandiera sulle spalle, una bandiera che poi ho avuto l'occasione di donare, e ci sono alcune persone erano state identificate proprio perché portavano la bandiera del Leone di San Marco. Sì, è vietato in piazza San Marco portare la bandiera di San Marco. Questa è la libertà di questo Stato. Non so se sia vietato o se sia per il fatto che c'erano state delle manifestazioni politiche ed era considerato simbolo politico, mi sembra di ricordare. Quindi sì, nei fatti sì. Addirittura è considerato simbolo politico. Io credo di essere una delle persone più miti che esistano, però ero lì, devo dire che non mi hanno identificato, adesso tutti sanno che c'ero anch'io, però il fatto che non sia, che sia vietato appunto indossare andare con la bandiera di San Marco, il giorno di San Marco, nella città di San Marco, è veramente, questa è l'Italia. Gli italiani se la meritano tutta. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, buon pomeriggio. Buonasera, sono Sandro da Brescia, è la prima volta che chiamo e stavo ascoltando, no? Merito ai referendum. Sì. Io ho parlato anche con tanta gente che conosco, ma qui a Brescia non sanno molto, ma quei famosi manifesti che c'erano, che mettevano fuori della Lega per far sapere in città, così non li fanno più? Lì bisogna parlare con la parte organizzativa, francamente non lo so dire adesso. So che i manifesti costano parecchio. Costano, perché... so che gli spazi adesso siamo in procinto di un appuntamento elettorale, quindi gli spazi sono contingentati, sono suddivisi, quindi questo non lo so dire di più, francamente. Comunque io a Milano ho visto dei tanti manifesti, anche alcuni molto grandi, per cui spero che ci sia... Tanti non sanno, io dico io, ma dicono non... Lo so, però dico, alcuni manifesti io in Milano li ho visti. Spero che poi ci sia anche la possibilità di metterli da altre parti, perché appunto è anche un problema di costo. Certo, sicuramente. Grazie. Certo. Grazie Sandro, usiamo il passaparola e se non si può usare il passaparola andate su internet vieniafirmare.org. Ancora un'altra telefonata, pronto? Ciao Maurizio, ciao Raffaella. Ciao Raffaella. Ciao, grazie. Io volevo dire che ancora una volta la piazza si è ristretta. Arrivano i leghisti e piazze si restringono. Sì. E poi secondo me è stato interpretato male la cosa lì della bandiera, perché è la prefettura che deve poi la bandiera d'Italia e non quella del Veneto. No, ma e quindi non ha ragione per andare prima per il referendum per l'abolizione dei prefetti. Ecco. Grazie, ma io per quanto ho capito io, fino a ieri c'erano esposte 3 bandiere e oggi ne hanno tolta una, quella che a noi è più cara, ecco. E sentiamo un'altra telefonata. Intanto c'è un sms che odio a Trieste, spero che all'estero vedano cosa succede in questo Stato e così vedremo cosa diranno i difensori della democrazia che tanto si scaldavano per sostenere i tanto pacifici manifestanti di Kiev. Padania libera, scrive Claudio a Trieste. Ma quelli stavano dalla parte giusta, noi no invece, Claudio. Pronto? Sì, ma erano dei bei gruppi nazisti che stavano dalla parte giusta, cioè... Adesso la parte giusta direi che è abbastanza incasinata.
Ah no, beh, è semplice, basta stare dalla parte di chi vince, basta stare dalla parte del potere. Beh, è la storia del mondo, tutto sommato, non bisogna anche dire. Solo che adesso c'è particolarmente capacità di manipolazione, proprio si riesce a far sembrare davvero la parte sbagliata, come la fase di Malcolm X, insomma. La gente plaude ai suoi aguzzini e inveisce invece contro coloro che vogliono la libertà. Pronto? 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 Pronto, pronto, pronto? Pronto? Sento qualcosa? Vediamo se abbassa la radio, l'ascoltatore, l'ascoltatrice, vediamo se riusciamo. No, niente da fare. Allora, intanto, stavolta invece il 25 aprile sarebbe allora un'occasione proprio per inondare di bandiere di San Marco, Piazza San Marco, per mettere un po' in difficoltà l'ordine costituito, perché francamente sembra davvero... Comunque devo dire che ho avuto anche il piacere, appunto a me è capitato di regalare la bandiera del Veneto e ho trovato degli amici di Terre Insubre che mi hanno regalato la bandiera dell'Insubria, per cui c'è stato uno scambio che poi appunto... Io provenevo dall'Insubria e comunque non avevo in realtà la bandiera dell'Insubria e adesso a casa, anzi, se vengono a perquisire casa mia trovano la bandiera dell'Insubria. Ancora non è sotto... Ma tra l'altro mi è venuto il dubbio, che senso ha sequestrare una bandiera? Penso che da me hanno il Ducale, la bandiera dell'Insubria, quella di San Marco e quella dell'Aquila del Friuli. Quindi, sì, beh, anch'io. E devo anche averne una del Piemonte che mi ha mandato un amico tempo fa. Quella dell'Aquila del Friuli. Mi mancano simboli dell'Emilia, confesso. Quindi finiamo tutti in galera in questo sistema. Pensavo, che senso ha sequestrare una bandiera? Ma che cosa? Non può essere un corpo di reato una bandiera. A meno che loro considerino corpo di reato. Ricordiamolo che negli Stati Uniti c'è la libertà di bruciarla la bandiera per esprimere il proprio dissenso. Ma l'Italia, non amo gli Stati Uniti, ma certi valori di democrazia evidentemente sono molto distanti. L'Italia è diventata, avendo perso la guerra, giustamente è diventata serva, dico giustamente tra molte virgolette, degli Stati Uniti, degli Yankee, ma non ha preso dagli Stati Uniti certe pratiche della democrazia che sarebbero molto più liberali. Ma in Italia la parola democrazia direi che è completamente intesa in un modo completamente sbagliato. Da ragazzino mi faceva schifo quella parola democrazia perché l'associavo sempre a democrazia cristiana, quindi un accostamento che mi ha sempre fatto vomitare. No, ma adesso io faccio la considerazione del Partito Democratico. Allora, un esponente del Partito Democratico che si chiama adesso non mi ricordo, Puppato mi sembra, dice che i leghisti dovrebbero essere eliminati fisicamente, cioè questa si definisce democratica e non so quando l'ha detto, è di 3 o 4 giorni fa. Ma è parlamentare questa signora, sì. Molto, molto grave. Se non sbaglio credo sia la Puppato quella che mandò fuori dai gangheri Zaia, perché dopo una settimana dall'elezione di Zaia disse Zaia porta sfortuna, e Zaia rispose con quella signora non voglio più averci a che fare. ma lì è una questione anche di persone. Sinceramente non voglio certo salvare un partito che ha sempre coperto quelle vicende sociali che hanno picchiato e che picchiano i leghisti. Si chiamano democratici, questo è il problema. Ma infatti c'è la ragione del merito, ma credo che in questo caso la signora Puppato credo che sia anche una questione personale di come è fatta lei come persona, credo sinceramente. Cioè l'individuo è quello che è certe volte, quindi le sue uscite, lei è stata sostenuta fortissimamente da Marco Paolini, che è un bravissimo attore, ma per il resto lasciamo perdere, e francamente si è presentata alle primarie per rappresentare il Veneto, in realtà doveva portare acqua al mulino di Bersani, quindi chi si proporrebbe anche come parte di territorio, ma poi si sottopone a certe manovre,
ti lascio immaginare. Comunque mi era sfuggita questa, grazie di avermela ricordata, perché questa è importante, perché certe parole, perché quello che conta è che se lo dice un esponente politico non consono ai potenti, viene spacciato, viene distrutto. Allora, se l'ho detto questa signora, nessuno ha detto niente, è molto 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 grave. Intanto c'è un'ascolta, due telefonate in linea. Pronto? Pronto, sono io? Sì, buonasera, buon pomeriggio, può parlare? Buon pomeriggio, io sono da Merate. Prego. No? Volevo chiedere un'informazione. No. Io ho messo la bandiera della Lombardia in alto nel mio orto, allora sono indagato. Al momento non dovrebbe essere, però nello Stato italiano diciamo che oggi no, ma domani può darsi. Sì, no, io ho il porcone nell'orto. Il primo che arriva lì è imporconato. Buonasera. Va bene. Grazie. Allora, eccola qua, Laura Spuppato. È sfuggita, Maurizio, mi ha dato l'informazione. È pazzesco. Ma sai, io non ho il televisore a casa, no? Allora, eliminare fisicamente tutti i leghisti, la proposta della senatrice del PD. Sono le soluzioni che noi proponiamo, quelle di cui la Lega ha paura, perché renderebbero nulla qualsiasi presenza fisica di militanti e rappresentanti politici del Carroccio sul territorio. Vabbè, ha voluto giocare. Due telefonate intanto. Pronto? Sì, tocca a me? Sì, prego, buongiorno. Sì. Ciao Pellegrini, sono Cristiano, telefono da Pianezza, provincia di Torino. Ciao. Allora, io se posso fare una piccola divagazione, anche perché non so il tema, presumo il tema sia ovviamente la manifestazione di oggi. Sì, esatto. Ovviamente la solidarietà è scontata, perché insomma qua si processano le idee e questo non va bene. No, io volevo solo, come sempre, mettere in evidenza invece una roba che ho trovato aberrante. Io ieri sono andato, in quanto assessore appunto del mio comune, sono andato su invito delle rappresentanze sindacali di un'azienda che chiude, nella fattispecie la Grati, chiude pur funzionando bene e deve delocalizzare. E allora hanno chiamato a raccolta l'RSU, hanno chiamato a raccolta tutti gli amministratori locali anche del territorio confinante. E sono giunti però tutta una serie di politici, di quelli grossi, no? A livello regionale, eccetera, soprattutto chiaramente di centrosinistra, tra le quali la rediviva Mercedes Bresso, la quale ha avuto l'ardire e la sfrontatezza di dire che l'Italia deve essere assolutamente reindustrializzata. Allora queste persone veramente hanno la faccia di donna, cioè prima ci dicono che l'Italia deve essere un paese di servizi, poi quando hanno praticamente permesso la deindustrializzazione del paese, vengono sul territorio a fare i santarelli, i profumati, i lindi e a proporre delle cose che insomma predicano bene e razzolano male. Però quello che io, e chiudo, ho evidenziato in questa rassegna di politici che sono andati lì per farsi vedere, tutti hanno detto noi del partito X, noi del partito Y. Ebbene, io, buon militante leghista, non ho detto il mio partito e l'ho ribadito, l'ho messo in evidenza, perché io ho detto, io non sono venuto qua a dire di che partito sono, io sono venuto qua a manifestare solidarietà, perché so cosa vuol dire essere senza lavoro, perché mia moglie non lavora da 4 anni. Questa è solidarietà, questo è sentirsi vicino alla gente, gli altri sono solo un po' ipocriti. Non so cosa ne pensate. Ciao, vi saluto. Grazie Cristiano. Ipocrisia magna pars della nostra società, direi ormai. Il pensiero politicamente corretto, la società multiculturale nascono da quelle parti e ci stanno sommergendo. Veramente siamo in una posizione in cui dobbiamo gridare non fate l'onda, non fate l'onda. Pronto? Luigi, sono Edi, come stai? Ciao. Buona ciao. Padania. Tutto bene? Insomma. Senti, mi dammi gentilmente un attimo la mail che ti mando una cosa da vedere, non volevo prenderti. Va bene, pierluigi.pellegrin @Radio Padania. Luigi.pellegrin, sì, radiopadania.net. Perfetto, Edi. E poi mi fai sapere tu. Va bene, va bene. Grazie caro, auguri. Grazie a te. Ciao caro, ciao. Allora, se non sbaglio dovremmo avere in collegamento Matteo Salvini. Pronto? Pronto? Sì, allora Matteo,
è arrivato il momento di tirare le somme per questa manifestazione. Abbiamo visto anche che c'è stata molta commozione per la presenza delle figlie e anche dei papà di alcuni degli indagati. Ma posso dire che è stata una giornata emozionante. Di solito politica ed emozioni non sono due termini che vanno d'accordo, invece oggi mi sono emozionato, perché sai, un conto è fare la battaglia sul federalismo, sull'indipendenza, girare piazze e paesi a dire perché l'euro è una moneta criminale. Un conto è essere sullo stesso palco con dei bimbi che stanotte hanno la mamma o il papà in galera, con due ragazze, Francesca ed Eleonora, 17 e 15 anni, che stasera hanno il papà in galera, con un signore di 80 anni che stasera ha il figlio in galera, con una moglie che stasera ha il marito in galera, e via dicendo. Non è normale, questa non è competizione politica. Questo non c'entra con le tasse, col Senato, con la riforma delle province, con i referendum per cui stiamo raccogliendo le firme. La giornata di oggi andava oltre, l'abbiamo organizzata al volo, spontaneamente, in 3 giorni, e c'era una piazza enormemente piena di gente. Incredibile, gente che è arrivata, leghisti, non leghisti, alcuni da centinaia di chilometri di distanza per la libertà di pensiero. E quindi fatemi dire che è stata una bellissima emozione, un'iniezione di fiducia che ha superato anche gli steccati politici, le differenze. Quindi nel nome dell'indipendenza abbiamo vissuto un pomeriggio bello, un pomeriggio di comunità, un pomeriggio di orgoglio, di sorriso, ma di determinazione. Adesso o questi li fanno uscire subito, oppure va a far culo. Adesso non è che quando c'è di mezzo la libertà delle persone non si scherza, quindi o questi padri e queste madri tornano rapidamente a casa e poi parliamo di tutto il resto, oppure faremo di tutto e di più per riportarli a casa noi. Pronto? Pronto? Non so se... Pronto? Non so se... mi senti? Ecco, mi senti. Quindi cosa sta preparando anche la Lega, Matteo? Che tipo di iniziative? So che avete dato, mi sembra di aver, ho letto, avete dato supporto legale, tanto per cominciare a queste persone. A chi lo vorrà sì, e poi saremo vicini, siamo andati a trovarli perché non hanno ancora incontrato le mogli, i mariti o i figli in questi 4 giorni, quindi siamo... Neanche i mafiosi? Neanche i mafiosi? Sì, sono pericolosi terroristi. Io ho voluto mostrare questi bimbi e queste bimbe sul palco perché sono figli e figlie di pericolosi terroristi. Cosa vuoi fare, Pierluigi? Lascio giudicare chi ci sta ascoltando se questo è uno stato normale. Il clima, Matteo, tu spesso ti sposti in Veneto, soprattutto ma anche prima di diventare segretario. Che clima hai trovato? So che ieri ho letto tantissime persone a Buia, che non è proprio non è l'ombelico del mondo, è un po' le mie parti. Sulla montagna udinese c'erano 600 persone per parlare di euro e di Europa, e quindi la Lega sta veramente facendo delle robe incredibili, e oggi c'era un mare di gente, c'era tanta gente che mi ha detto non partecipavo da tempo, non votavo da tempo. Oggi non era una manifestazione elettorale, ripeto, era una manifestazione per il diritto, per la democrazia, per qualcosa di più importante, però diciamo che c'è entusiasmo, l'aria è frizzante, vediamo di portare a casa dei risultati concreti, vediamo di seppellire di firme la maledetta Fornero, vediamo di cancellare le prefetture, vediamo di reintrodurre il reato di immigrazione clandestina, vediamo di liberarci dalla gabbia dell'euro e soprattutto vediamo di liberare queste 24 persone, che è la priorità. Detto questo vi saluto e vi abbraccio. Grazie, ricordiamo anche che la Lega, tra le altre cose, proprio Matteo Salvini aveva preannunciato le firme per ripristinare il reato di clandestinità che è stato tolto, ricordiamolo sempre, Maurizio, lo hanno voluto i grilletti, il Movimento 5 Stelle. Sì. Tra l'altro da segnalare anche, prima l'ascoltatore parlava sentivo parlare di un ascoltatore dei 5 Stelle, ricordiamo anche il grande imbarazzo, visto che si parla di autonomia e indipendenza, perché qui è stato lanciato si parla già di un referendum per lo statuto speciale autonomo della regione Lombardia. I consiglieri regionali del 5 Stelle si sono messi di traverso, veramente posso dire dal punto di vista politico, insultato, no? Ha detto le solite cose senza valore della Lega, sono cose non siamo, insomma si sono messi estremamente contro, e ricordiamoci serve il
70%, mi sembra, due terzi, più del 60%, 2/3 dei voti per averlo poi come disegno di legge regionale per proporre poi lo statuto autonomo speciale della Lombardia. E davvero originale, perché 3 settimane fa il loro leader aveva parlato di macroregioni. Quindi Beppe Grillo parla di macroregioni, i consiglieri regionali grilletti, come li chiamo io, in Lombardia non ne vogliono sapere nemmeno di una Lombardia a statuto speciale. Maurizio, sentiamo 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio. Ad Annia Libera Indipendente, Eleonora da Milano. Senta, un'informazione. È la Serracchiani la governatrice del Friuli? La Presidente sì, Deborah Serracchiani. Ah, non la Serracchiani. No, Serracchiani, sì, è perché è lei che ha dichiarato che i leghisti devono essere tutti eliminati fisicamente. No, Puppato, una veneta. Ah, io ho sentito questa notizia, si vede. Ma probabilmente, signora sinistra, io mi ricordo Ferrero dei comunisti italiani anni fa disse: diamo il voto agli immigrati così scacceranno, renderanno meno utile il voto alla Lega. Senta, quindi, non ci possono, antropologicamente loro vogliono eliminarci. Ci stanno tentando da tanti anni in tutte le maniere. Io la bandiera della Serenissima non ce l'ho, me la procurerò perché mi piace molto. Certo. In compenso quella a sfondo giallo con l'aquila bicipite. Ah, quella è molto grave? Gialla con lo sfondo turchese, quella del Friuli. No. Che a me sembra lo sfondo giallo. Pronto? Ah, sì. È quella della Mitteleuropa. Scusami, allora, ho sbagliato. A me sembra di essere rimpiombata a 75-80 anni fa, quando venivano i carabinieri a cercare mio padre, un pericoloso antifascista, perché c'era qualche gerarchetto che doveva venire nella zona. Allora mio padre scappava perché non aveva voglia di andare in galera. Naturalmente scappava senza valigia, si metteva in tasca fazzoletti e calze. Mi sembra di essere ripiombata. Va bene, grazie Eleonora. Di nuovo. Grazie. Tanto stiamo guardando sul sito, su internet, la foto di Laura Puppato. Siamo rapiti, io e Maurizio, dalla beltà, dal sembiante davvero angelico di questa donna, il cui fascino sopravanza qualsiasi cosa abbia detto Laura Puppato. Vuole eliminarci fisicamente, è così bella, è così sensuale, è così meravigliosa, è così affascinante che io sono disposto a farmi sopprimere da lei, perché una donna così bella, andate a vedere Laura Puppato su internet, una donna con un viso così dolce, così bello, così fantastico, un sorriso angelico, una vera diva, una Rita Cansino, Rita Hayworth voglio dire, devi invidiare con questa bellezza. Mamma quanto è bella, quanto è davvero incredibilmente, è così bella, ma così bella che ti viene quasi da vomitare. La parola chi ce l'ha? Pronto? Pronto. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Buonasera, Enzo da Treviso. Allora io ho ascoltato in diretta il discorso di Salvini da Verona e vorrei sottolineare il fatto che il segretario abbia evidenziato e ha praticamente invitato da nord a sud tutta la gente di buona volontà che è stanca di essere stritolata da questi nostri governanti parassiti ad alzare la testa. Io vorrei sottolineare questo appello e fare io un appello e dire che tutti coloro, anche del sud, ora o mai più, bisogna alzare la testa e dare forza a chi veramente vuole dare la libertà e chi vuole dare in effetti la parola al popolo e vuole fare veramente gli interessi del popolo. Grazie, buonasera. Grazie a Enzo, se non ho capito male il nome. Pronto? Pronto, salve dalla Sardegna. È così bella la pupatola che può assomigliare a Lucifero, almeno per come signora, parla. se la sente Non è signora, possibile. se la sente Lucifero lei passa dei guai, secondo me. Quello è vero. Allora, non è possibile fargli una denuncia collettiva per istigazione? Ma da che parte sarebbero poi i pubblici ministeri che dovessero indagare sull'argomento? Se c'è un mare di gente che gliela fa, devono prendere atto di determinate cose.
No, perché l'obbligatorietà dell'azione penale è fatta in modo per cui il singolo magistrato decide lui che indagine fare, per cui è assolutamente teorica l'obbligatorietà. Perché... diciamo che ci sono poche indagini da fare, quel che è detto è detto. Va bene, grazie all'ascoltatrice. Tra l'altro, ascoltandola mi rendo conto che abbiamo già disperatamente perso, perché io per quello che sono io ho perso, perché io ho sempre detto un pugno sul naso te lo rompe, una parola sul piede non ti fa niente. Io sono per la libertà di parola. Per me anche Laura Puppato, la bellissima Laura Puppato, ha il diritto di dire quelle bestialità che ha detto, come dovrebbero averle tutti, perché le parole è espressione. Invece stiamo qui a discutere che la Laura Puppato dovrebbe essere inquisita. Perché lo facciamo? Perché siamo caduti in trappola, siamo caduti nella loro trappola. Perché basta che qualcuno dica Veneto libero e finisce in galera. Allora tu cosa fai come reazione? No, ma la Laura Puppato ha detto bisogna eliminare fisicamente i leghisti, non ha detto proprio quello. Io sono andato un po' a leggere velocemente perché mi era sfuggito. Io credo, sai che noi veneti siamo stati presi in giro parecchio perché non abbiamo dimestichezza con la lingua italiana e sembriamo ignoranti. Io credo che sia una sua difficoltà della Puppato con la lingua italiana, e sia venuto fuori a parole un pensiero particolarmente pesante che non so se essere veramente quello. Certo che comunque lei è uscito a parole, dovrebbe essere inquisita, però è una sconfitta. Io sono per la libertà assoluta di pensiero e purtroppo vedo che ho perso, io ormai da quel punto di vista ho perso di brutto. La Puppato deve essere spompata, scrive Maria. Poi sto leggendo gli sms, la Puppato è furiosa contro la Lega perché si sente sempre più spinta nel ruolo della Veneta di traditrice del proprio popolo, Marco da Torino. Forse anche furiosa perché le mandano la chianghe per le europee. Si può sapere nome e cognome di chi ha firmato gli arresti? Padania Libera Paola da Monza, e poi Lucio Chiavegato pure in galera, sì, mi sembra avesse annunciato lo sciopero della fame. Allora... Hai la tosse da quest'inverno, curati, preoccupati. Io ho la tosse da quando ho 3 anni, cioè da quando mi sono preso una forte forma di broncopolmonite, quindi è cronica. Senatrice deve essere denunciata per istigazione all'omicidio. Abbraccio fortissimo ai nostri prigionieri, questa gentaglia non potrà mai imprigionare le nostre idee. Di Mecam no Taglian. Oggi il nostro principale problema è secessione, scrive Dide. E poi ancora bisognerebbe informare le sezioni di qualche stato estero di Amnesty International affinché intervengano per quello che è successo in Veneto. Frank da Como. Oggi a Reggio Emilia molte firme per i referendum, continua la campagna per i 5 referendum della Lega. Ci sono 2 telefonate se non sbaglio. Pronto? Pronto? Buonasera. Pronto? Sì, buonasera, in diretta. Sono Gianni. Sto telefonando, ho sempre votato Lega Lombarda, sono un tesserato. Oggi per la prima volta nella mia vita ho partecipato, sono venuto qui a Verona e mi è piaciuto molto. L'ho fatto perché secondo me penso che siamo sotto un regime di sinistra, un regime rosso. Non so se vi ricordate 40 anni fa, quando prima delle elezioni la RAI trasmetteva il film contro i fascisti, contro i nazisti per prendere i voti comunisti. Oggi stanno trasmettendo gli spot pubblicitari a favore dell'Europa. È vergognoso. Quando poi ho saputo dei 24 persone arrestate, ho cominciato, ho detto no, devo andare, porto la famiglia, siamo tutti. Sono stati tutti dei grandi, dobbiamo svegliarci e far capire che siamo stanchi davvero. Grazie, buona parlata a tutti. Grazie Gianni, ancora un'altra telefonata. Pronto? Buonasera. Senta, oggi a TGCOM24 il fondatore di Veneto Indipendente ne ha dette di tutti i colori sulla Lega. È assurdo. Se potete cercate la registrazione. Non è il momento, mi dispiace, la ringraziamo per la segnalazione, ma non è il momento. Se qualcuno in questo momento vuole spazi per i litigi, mi prendo io, questo non spetta a me, ma io credo che non sia il giorno questo. Abbiamo sentito anche un esponente venetista, se non sbaglio, parlare della litigiosità che c'è tra i secessionisti, i indipendentisti. Oggi non è il giorno. Io veramente, tanto c'è grande assonanza tra te e il segretario della Lega, hai parlato di commozione, ma devo dire che vedere quelle 2 ragazzine sul palco, pensare che hanno un padre finito in galera, un padre per bene, onesto, che lavora come il mio, e come sarei stato io se avessi avuto dei figli, e come tutti voi, e poi vedere il papà di uno degli arrestati che si è commosso, francamente dà da pensare molto, e vale più quello di un fiume di parole e i litigi per oggi. Poi magari domani riprendiamo
A me piace discutere tantissimo con secessionisti, indipendentisti, anche perché mi sento di discutere tra amici, tra persone che stanno dalla stessa parte, però non ci troviamo mai d'accordo. Oggi no, oggi proprio no. Non è una tregua, è un momento particolare che è diverso da una tregua, è un momento non perché c'è la Lega e Radio Padania, ma perché oggi si è voluto celebrare, si è voluto commemorare, si è voluto rivendicare, si è voluto denunciare, tutti insieme, persone per bene, innocenti, in galera, e io vi leggo tutti i giorni. Una cosa solo ha sbagliato oggi Salvini quando ha detto un venetista in galera con lo spacciatore marocchino. Matteo, purtroppo le mie cronache testimoniano che molto spesso gli spacciatori migranti marocchini non finiscono in galera, o ci stanno molto pochi e vengono liberati. I venetisti invece stanno in carcere. E addirittura chi li ha condannati, che ha condannati serenissimi, oggi dice ho fatto bene, non è folklore, ho fatto bene. Infatti si è visto morti, feriti, devastazioni, tribunali, questure, prefetture distrutte, mandate in frantumi, autobombe, targate venetismo indipendentista. Sono 15 anni che vediamo, contiamo i morti e gli sfracelli, le macerie del terrorismo indipendentista, ma va a cagare, come direbbero in Veneto. Mi sembra ci sia ancora una telefonata. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera Pellegrin, sono Daniele. Buonasera. Mi sente? Sì, la sentiamo. Perfetto. Niente, io ho guardato in streaming la manifestazione che ho gradito tantissimo su Tele Padania. Ho visto che la Rai invece, Rai News, si è preoccupata, a parte 2 brevi interviste a Salvini, di prediligere il caro amato Nichi Vendola, il quale quando è venuto qui a Milano ha detto: accogliamo i nostri fratelli, cari fratelli Rom, che sono fonte di lavoro e di energia per la nostra regione. Ecco, io l'unica cosa che vorrei che il tema della Lega sul quello che concerne proprio le battaglie non si limiti solo al no euro, ma soprattutto sul controllo degli immigrati, perché il Ville Alfano, dopo aver votato la legge contro l'abolizione del reato di clandestinità, si è accorto che adesso stanno arrivando sulle coste oltre 650.000 immigrati. Padania libera. Grazie Daniele, ultimissima telefonata. No, finita, allora vado a leggere invece ultimissimi segnali di fumo. A questo splendido esempio di integrazione non è mai stata fatta la revisione periodica dell'invalidità, come viene fatta ai nostri poveri invalidi bistrattati e spesso... scusate, questo è Bea ed è un messaggio antico. Invece nuovo di Bea, Pierluigi interessante, la legge sul tricolore, cercala, ti divertirai, e mi segnala i riferimenti. La storia si ripete, l'ha puppato come i suoi amici partigiani, passerà casa per scovare i leghisti per poi ucciderci tutti. Complimenti alla puppato per averci ricordato un po' di storia partigiana. Questa è Donatella. Stavo pensando a Nichi Vendola, i logopedisti non andavano di moda in quegli anni, si è preso anche Buttiglione in Puglia, i musulmani, non solo i romboli, i musulmani. E quando sento Vendola, sei la sigla della rubrica, sì. Quando sento Vendola chiamare i musulmani, mi viene in mente la gallina che chiama la volpe nel pollaio, perché tu sai che per il musulmano, il gay, l'omosessuale non ha neanche ragione, non può esistere, cioè non è contemplato, quindi anche eliminarlo fisicamente non è un'eliminazione, cioè proprio il musulmano non lo considera l'omosessuale. Questo lo insegnava Pinfortain, voglio dire, che era gay ma non era scemo. Comunque siamo in chiusura. Una brevissima considerazione: terrorista è chi incute terrore. Adesso chi è che sta incutendo terrore? Basta. Non darmi la risposta perché è troppo pericolosa. Io invece voglio chiudere. Allora, domani gli ascoltatori di quello che avevo pronunciato, ricordo i sondaggi, ve li leggo domani, e anche il Mai Più Senza, società multiculturale, che ha cose davvero molto, molto gravi. Si arricchirà perché poi qui si continua a lavorare, domani vi offro. Allora, domani 7 aprile 1167 a Pontida i delegati si riunirono e fondarono la Lega Lombarda, quindi 7 aprile è un momento molto importante. Siamo nel momento di genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Domani è il 17esimo giorno di Germinale, mese del calendario repubblicano.
ovvero 7 di aprile 2014. Genetriaci, ricordiamo Michele Arcangelo Pezza, fra diavolo. Poi ricordiamo uno dei pensatori del socialismo utopistico, Charles Fourier. Mi ricordo di aver studiato il suo Phalansterio, praticamente un palazzo, nel Settecento si ipotizzava un edificio, non un palazzo, sarebbe sbagliato, nel quale praticamente, pensa Maurizio, un uomo non sarebbe più uscito. Cioè, gli si svolgeva tutta la sua vita, l'assistenza alla scuola, eccetera. Una cosa anche molto affascinante, paurosa ma affascinante. Ardengo Soffici, praticamente scrittore. L'Unione Europea. No, lei si parla di un edificio in mattoni. Lo so, però l'Unione Europea dicono che è irreversibile, l'euro è irreversibile. No, lì è diverso. Sì, ho capito. Qui abbiamo un campionissimo olimpico, Mangiarotti, pensa un po'. L'Unione Europea, secondo me, in realtà, quando tu crei un edificio nel quale è previsto tu possa passare tutta la tua vita, secondo me automaticamente per averlo creato puoi anche evitare, puoi andare oltre quell'edificio. L'Unione Europea invece non ammette, è un'entità astratta che tu non puoi scavalcare. L'edificio ne puoi uscire se riesci a trovare la strada di uscita. Invece l'Unione Europea è qualcosa di astratto, l'Unione Europea è dato ormai come il bene ed è terribile. Billie Holiday, parlando del bene, io direi che il massimo che è davvero fantastica. Billie Holiday, James Garner, attore, Ellen Pakula, che è un regista presunto innocente, è un film. Il regista di Rambo, Ted Kotcheff, poi abbiamo in Casalega Ettore Adalberto Albertoni, già Presidente del Consiglio della Lombardia. Francis, domani è il genetriaco di Francis Ford Coppola, e come non ricordarlo. Poi l'ex premier tedesco Gerhard Schröder, si stava meglio prima della Merkel. Poi abbiamo Pietruzzo Anastasi, giocò sia con la Juve che con la Beneamata, e non parliamo di calcio, però non è il momento. Ezio Greggio, personaggio televisivo, ha giocato con l'Udinese, con la Beneamata, con la Juventus e col Verona. Luigi D'Agostini, un Furlan. Poi Daniela Santanchè, la conoscete tutti, politica. Poi abbiamo un giornalista, Alfonso Signorini. Poi abbiamo Nicola Fasani, io la storia tesa, Faso naturalmente. Ha giocato con la Beneamata e vinto lo scudetto dei record. Alessandro Bianchi, siamo nel calcio. Poi abbiamo un grandissimo attore, secondo me, Russell Crowe, uno dei massimi viventi. E poi abbiamo un cantante italiano che somiglia tanto al calciatore Ronaldo, Gianluca Grignani, Ronaldo del Real Madrid. In Casalega Maurizio Fugatti, del Trentino, e invece ha giocato con la Beneamata e anche con la Roma, Marco Del Vecchio. Siamo nel calcio. Ringrazio tutti per essere stati cortesemente all'ascolto. Ringrazio Maurizio che è venuto qui a coadiuvarmi in cabina, in studio. E più che altro è stato così un'opportunità per me, che appunto non ho potuto andare in quel di Verona e all'ultimo momento sono venuto qua. Ultimi SMS a Deborah al Friuli, Rob Demat, Salvini manterrà la parola, doveva fermare i parlamentari a Roma se passava la legge eliminazione Bossi-Fini, Anna. E grazie anche a Roberto Colombo in cabina di regia tecnica, grazie a voi per la telefonata, per gli SMS, questa volta gli SMS che non si ripeterà mai più, salvo che in questi giorni eccezionali, email, WhatsApp, segnale di fumo, che altro dire? Grazie soprattutto per aver scelto Radio Padania. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista